Il primo tempo di questa highlights è offerto da Fratelli Lucchiari, azienda di est di vendita e noleggio macchine e attrezzature per l'edilizia, impianti elettrici Alfonso Argeo. Amici giallorossi, un saluto da parte di Davide Mestre, benvenuti allo stadio comunale di Este per Este Brelignano. È cominciata la gara e allora divertiamoci. Calcio di punizione per il Brelignano, in 5 a saltare c'è Ekuban, c'è Ibe e c'è anche Kodromac che prova a nascondersi sulla difesa dell'Este. Partito forte del Brelignano in questi primi 20 minuti di gara. Palla forte sul secondo palo, dove arriva proprio Kodromac che stacca da solo e porta avanti il Brelignano 1-0. Prova a impostare dal basso il Brelignano. Chiandussi lungo a cercare Ibe, che di tacco trova una connessione con Ekuban che è andato. Prova a temporeggiare dalla Bernardina, ancora Ekuban che prova a strappare e prendersi il fondo. Sta arrivando in mezzo all'area Ibe, cercato proprio lui, ma la tocca a Pegoraro e la palla finisce in porta. Sfortunatissimo qui Pegoraro. C'è il raddoppio del Brelignano, 2-0. Pintone rimessa lunga a cercare Kogo, poi in qualche modo allontana il Brelignano. Può arrivarci Biz, ma si fionda Peron, toccato da Biz. È calcio di rigore per l'Este, ci ha creduto qui Peron. Tutto pronto, fischia Borello. Passettini di Barzon che va col sinistro, ritorna in corsa l'Este, 2-1 con un gol fondamentale prima di entrare negli spogliatoi. 2-1. Ancora Alessio prova a lottare, poi Pegoraro. Sono veramente delle lotte incredibili adesso. La palla che non vuole veramente uscire, poi torna buona per Alessio che è in area. Alessio si gira, Alessio va, toccato, è calcio di rigore per il Brelignano. Tutta l'Este a protestare. Tutto pronto, va Alessio e lo para Galassi. Neutralizzato Alessio. Batman vero qui Galassi, che parata. Il secondo tempo di questa highlights è offerto da Mada SRL, azienda di est specializzata in directional drilling e TM costruzioni, dal 1983 artefici di imprese. Giacomazzi testa, Tramontepetto. Poi palla in profondità per Picardi che non ci crede perché è in fuorigioco, ma Kogo è andato in qualche modo, Kogo va, Kogo calcia! Con sinistra a incrociare! Rimonta completata per l'Este, 2-2! Che gol di Kogo! Ekuban non ci arriva, e adesso con le ultime forze della disperazione per l'Este. Mandato in profondità Barzon che taglia in qualche modo, sta arrivando forte come un cazzacelotto in area, c'è anche Aloia. Barzon la mette in mezzo per Aloia che stacca, la palla Biz, poi in qualche modo la palla è entrata! La palla è entrata! È un delirio il comunale! È 3-2!